Buonasera amici di Fanner e benvenuti al campo Longarina, dove per il 31esimo ed ultimo turno di campionato uno zio Mauro Maccarese in cerca di punti fa visita a un De Angelis ormai retrocesso, ma intenzionato ad onorare il campionato. De Angelis in classica tenuta con maglietta nera e pantaloncini bianchi, e invece zio Mauro Maccarese in tenuta bianco-celeste. Prenderà il via la partita con il De Angelis in possesso del pallone. La sfera manovrata all'indietro, incomincia palleggiando con Giacinti il De Angelis. Il pallone adesso in verticale, il tentativo in mezzo da Aversano. Aversano sale, la pressione fallosa di un uomo, Aversano poi va al tiro dalla distanza. Arriva il primo gol dopo pochi secondi. Un tiro dalla distanza di Aversano che frega portiere avversario. 1-0, avvio shock del De Angelis. Inizio subito molto aggressivo dei padroni di casa del De Angelis, che si sono portati in vantaggio dopo appena un minuto di gioco. Cerca quindi adesso di reagire lo zio Mauro Maccarese. L'azione insistita dal centro, nella zona centrale, il pallone che torna indietro. Ancora gli uomini in maglia bianco-celeste a manovrare il pallone, che torna indietro dal pressing alto buono del De Angelis, che tenta adesso di uscire dalla pressione avversaria. Ci riesce ora, si può distendere il De Angelis. Arriva adesso il tiro e arriva il raddoppio. Incredibile, 1-2 del De Angelis che trova il gol del raddoppio. Una grande ripartenza conclusasi con un destro dalla distanza. 2-0 il risultato. Avvio difficilissimo per lo zio Mauro, che ha subito due ripartenze dal De Angelis che sono diventate poi 2 gol. Un avvio sicuramente determinato quello della squadra in maglia nera. Capace di trovare la via della rete in nemmeno 5 minuti 2 volte. Ma recupera adesso la palla lo zio Mauro. De Angelis in possesso del pallone, il lancio lungo. Ancora lo zio Mauro, la conclusione al volo di Zorzi. Aversano prende il pallone su di sé 2 uomini, adesso la giocata in zona centrale, il tacco al volo, si distende bene il De Angelis, la palla sulla destra, il cross che attraversa tutta l'area e con il petto stava per arrivare una clamorosa autorete. Che rischio quello che si è preso alla retroguardia lo zio Mauro. Angolo adesso prima della partita per
per il De Angelis, che l'ha battuto subito, corto. Pericolosissimo il De Angelis in queste prime battute, determinato ad onorare un campionato che non ha più nulla da dire per loro, ma sicuramente con ancora molti spunti comunque ancora per l'appunto da onorare. Adesso l'apertura sulla fascia destra per lo Zio Mauro, che adesso manovra, esce bene però il portiere avversario, la palla sfila sul fondo. Aversano si gira in possesso del pallone, arriva bene la sfera sulla destra, il disimpegno però sbagliato, può quindi ripartire lo Zio Mauro adesso, da approfittare di un De Angelis inizialmente scoperto, adesso però è rientrato bene. Ancora lo Zio Mauro a manovrare, Bibi, la spocchiaiata in mezzo a cercare un compagno. Ancora Lucci sulla sinistra, il pallone per Giacinti al centro, la sfera che viaggia sulla fascia destra, si ferma il De Angelis, Ruzier, il pallone sulla sinistra, palla persa a centrocampo, pericolosa del De Angelis. Disimpegno adesso rischioso dello Zio Mauro. Tenta la giocata in mezzo al campo, il pallone esce però, rimessa laterale in favore dello Zio Mauro. Buona adesso la percussione dello Zio Mauro dalla fascia destra, il cross sul secondo palo, forse lontano per tutti, la palla sfila in rimessa laterale. Adesso il disimpegno ottimo del De Angelis, il pallone tenuto in vita sull'out di sinistra, arriva il tiro dalla distanza e il gol, un destro dalla distanza che firma il 3-0, il gol di Ruzier, incredibile inizio scoppiettante del De Angelis che in meno di 10 minuti mette a segno 3 gol. Zozzi dalla fascia destra, un incubo questo inizio per lo Zio Mauro, che ha subito 3 gol praticamente in fotocopia. Zorzi l'apertura sulla fascia sinistra e poi il tiro fuori dalla porta difesa da Lucci. Lucci, pallone corto giocato. Papaleo, il contrasto vinto dal numero 6, la sfera però schizza nella zona centrale dove c'è lo Zio Mauro che può portare il sinistro alla distanza. Lucci con la presa sicura, rinvia poi il pallone, arriva un gol eccezionale, forse quello di Luzzi che prende il pallone e poi nel rinvio beffa il portiere avversario che si era portato in avanti. Momento adesso un attimo di confusione, non si sa se il gol è stato assegnato oppure no a Lucci che aveva calciato a rete. L'arbitro assegna il gol. C'è il telefono per caso, non faccio chiamare, faccio
Ho preso una cosa su internet che non gioca in corso. Potrebbe essere grazie. Adesso la battuta subito verso la porta difesa da Lucci. Vuoi dire una cosa? Adria! Adri! Riprende adesso il De Angelis dopo qualche dissidio a seguito del quarto gol. Siamo da Lucci direttamente dal tentativo di rimessa, durante la quale ha sorpreso il portiere avversario. In diretta, capito? Guarda, c'è Google qua, scorre. Questione zona centrale dello Zio Mauro che si porta in avanti. Guadagna adesso una rimessa laterale, subito però gettata al vento. Copre infatti bene Lucci lo specchio della porta con l'uscita e si guadagna la rimessa dal fondo. Capitan De Angelis, palla al piede, difficoltà sul pressing avversario, deve scaricare il pallone, lo fa ora Ruzier. Il rilancio lungo, De Angelis riesce a tenere in campo il pallone, arriva però il fallo in favore del Zio Mauro all'altezza del cerchio di metacampo. Il pallone adesso giocato sulla destra da Zorzi. La giocata a spalla alla porta e poi il tiro improvviso, bene Lucci in calcio d'angolo. Calcio d'angolo battuto lungo sul secondo palo, arriva ora lo stacco di testa di un giocatore dello Zio Mauro, destro. Ha fatto però male il pallone che è schizzato fuori, quindi rimesso dal fondo ancora per il De Angelis. Questa fase della gara stenta ad uscire ancora il De Angelis. Buona la giocata di prima, il tentativo a sorprendere il portiere avversario che non riesce. Continui capovolgimenti di fronte in questa fase della gara, molto accesa, contraddistinta da una partenza sprint del De Angelis. Zorzi tenta di sfondare lo Zio Mauro, il tiro dalla distanza di Pulcini. Arriva la rimessa lunga, De Angelis ancora in possesso. Buono, buono, manca un minuto, vai un attimo, raga. Sta a fare il bruscolino, sta a fare 1100 euro. Fittipaldi lo scarico, il pallone perso, può ripartire lo Zio Mauro, c'è spazio in avanti, la verticalizzazione subito a cercare l'attaccante di riferimento, il controllo e poi il tiro. Ottima l'azione di ripartenza dello Zio Mauro. Capitan De Angelis al rinvio lungo dove non c'è però nessun uomo in maglia nera. Rimessa laterale ora in favore del De Angelis, battuta male però regalata allo Zio Mauro. La senza di Zorzi, porta pallone in zona centrale, poi allarga sulla fascia destra, c'è lo spazio per la conclusione di Ottaviani. Palla però di molto fuori dallo specchio della porta, difesa da Lucci. Ancora pallone che gira con calma il De Angelis.
schizza la sfera, la giocata in verticale. Fittipaldi cerca un compagno, la palla però finisce sul fondo, anzi no, deviata in calcio d'angolo, subito battuto corto dal De Angelis, il tiro cross sul secondo palo, non impensierisce Paradiso. Pischedda, calcio d'angolo battuto lungo sul secondo palo, c'è l'opportunità di una ripartenza per lo Zio Mauro, fa buona guardia alla difesa del De Angelis che con un fallo spezza però il ritmo della ripartenza degli uomini in maglia bianco-azzurra. Ottaviani, battuta subito la punizione corta, ancora Ottaviani, la palla per Zorzi che allarga sulla fascia destra, la chiusura puntuale, Aversano, lungo il rilancio in direzione di un compagno, riesce però a tenere la palla in campo dal lato opposto. Azione insistita, arriva il tiro dalla distanza, si allunga bene Lucci che in due tempi fa suo il pallone. Ottima prestazione in questi primi minuti di gioco di Lucci. Un'entrata però, Siamo ora adesso in possesso del pallone. Azione alla fascia sinistra. Arriva la sfera in zona centrale del tiro e la respinta di Lucci che ancora salva la propria porta. Ruzier, il pallone giocato all'indietro su un compagno, ancora De Angelis in palleggio rischioso, perde infatti il pallone la squadra di casa e poi arriva il tiro improvviso, ancora una parata di Lucci. Tenta adesso di uscire sul pressing avversario il De Angelis. La giocata tentativo di gioco di Zorzi sulla fascia destra che si conquista un calcio di punizione. Pulcini, il cross respinto dalla guardia in maglia nera. Arriva adesso il rinvio lungo. Mauro conquista il pallone, girato sulla fascia destra. Ottaviani conquista il pallone, il tentativo di imbucata centrale, poi di partire per adesso De Angelis che in un contro break si è rilanciato verso la porta avversaria. Tanti errori da una porta e dall'altra. Bravo, bene.
Adesso il break di Aversano che non riesce a prendere il contrasto. La percussione centrale dello zio Mauro. Zorzi dalla destra, il tiro sul primo palo e accorcia le distanze lo zio Mauro con un'azione di ripartenza. Il gol di Zorzi sul primo palo. 4-1 il risultato. Cinque gol in questa prima frazione di gioco, un botta e risposta pirotecnico fra le due squadre. Conduce, ricordiamo ancora, il vantaggio è notevole il De Angelis. Paradiso, il rinvio lungo con i piedi. Giacinti, il rinvio lungo del De Angelis che può approfittare di un disimpegno sbagliato dello zio Mauro che però non arriva. Zorzi ancora dalla fascia destra, sale, palla al piede, ancora Zorzi, il cross sul secondo palo, esce bene Lucci, il rinvio ancora lungo con i piedi, lo sbaglia lo zio Mauro. Giacinti adesso cerca il controllo e poi arriva il tiro dal limite dell'area. 4-2 il risultato. Di Meo riapre la partita con un tiro dal limite dell'area. Stiamo a giocare a 2 punti. Adesso il tiro dalla grande distanza di Atturi, smanaccia in angolo Paradiso. Ah già, Gianlu, stiamo a giocare a 2 punti. Angolo battuto adesso lungo sul secondo palo, il colpo di testa vincente ad incrociare un grande stacco di testa. Il De Angelis si riporta in avanti, il risultato sul 5-2 a 20 minuti del primo tempo. Tutto da rifare per lo zio Mauro che è rientrato apparentemente in partita. Azione ancora manovra dello zio Mauro e il pallone arriva al limite dell'area piccola. Un'azione ben manovrata, il pallone finisce però fuori. Non inquadra la porta in questa occasione la formazione ospite. E adesso un fallo in favore del De Angelis all'altezza del cerchio di centrocampo. Forgessetto, mo. Chiama un po' municipale. Comunque io mi sto a studiare a tutti, c'è una squadra di controfigure. Oh. Questo pare Paredes, Giorgio. No, io vedi su. No, Paredes. Mazza, te eri nascosto, ma torna subito in avanti adesso la punizione in favore del De Angelis, che perde però il pallone. Deve uscire quindi adesso Lucci sul tentativo di contropiede dello zio Mauro. Fittipaldi, spazio davanti a sé, controlla il pallone, arriva il tiro dalla grandissima distanza. Facile per Paradiso bloccare la sfera, farla sua e rilanciare subito il contropiede della propria squadra. La percussione dalla fascia sinistra ben chiuso. Bene il De Angelis che tiene palla adesso. Non forziamo la giocata. Gira Gianluca. Aversano, buona la giocata sulla fascia sinistra per Atturi. Tiene palla su di sé un uomo, scarica la palla. Ancora Atturi.
lotta sul pallone ma finisce per commettere fallo. Vieni Pischettino. Contro break ottimo del De Angelis che esce, palla al piede, Giacinti. L'apertura sulla fascia sinistra, il tiro! Paradiso da pochi metri, un'ottima respinta. Sulla ripartenza ancora una buona azione dello zio Mauro. L'apertura sulla fascia destra, Zorzi, la finta, si accentra, ancora il pallone dal limite, il tiro. Non è un problema per Lucci. Il controllo buono di Pischedda, di incrociare. Giacinti, il pallone ancora per Pischedda che ha tagliato sul primo palo e poi il tiro da ottima posizione, ma la conclusione finisce fuori. Può ripartire lo zio Mauro. Tanti gli errori da una parte e dall'altra. L'apertura sulla fascia sinistra dove c'è Attura. Il tiro sul primo palo. Ottimo Paradiso. Finisce così il primo tempo. 7 gol nella prima frazione di gara. Primo tempo entusiasmante, pieno di gol. Una addirittura da porta a porta. Prendere al via la seconda frazione di gioco. E lo zio Mauro ad aver dato il via adesso, aver battuto il calcio d'inizio. La palla finisce però tra le braccia di Lucci. Il rinvio subito corto, il capitano De Angelis adesso in possesso del pallone. Ruzier, lo scarico per De Angelis. Il rinvio lungo che finisce però all'altezza di Zorzi, il resta di al fallo. In attacco, dice il direttore di gara. Lucci gioca il pallone in direzione di Aversano. Disimpegno sbagliato però. Azione adesso sbagliata dallo zio Mauro, può ripartire il De Angelis che sbaglia anche gli appoggi più semplici in questa fase. Appoggio sulla fascia sinistra, insiste lo zio Mauro su quella fascia. Destro chiuso in rimessa laterale in favore del De Angelis, proprio capitano De Angelis. Ruzier, esterno destro, il rinvio lungo dall'altra parte del campo. Aversano distribuisce un buon pallone. Ruzier apre sulla fascia destra per De Angelis che può correre, ha spazio davanti a sé. Finisce però il campo, non riesce a tenere la palla in gioco il capitano maglia numero 2. Aversano, buon nostro intervento a recuperare il pallone, lo gira per Ruzier in zona centrale. Ancora il palleggio del De Angelis. Ruzier, la percussione, adesso il tiro sporcato di Atturi. La sfera finisce in calcio d'angolo in favore del De Angelis, il primo di questa ripresa. Angolo battuto corto, male. Può ripartire adesso lo zio Mauro. Ottima la ripartenza. Il pallone messo in mezzo, non c'è però nessuno a tenere il passo di Bibi che era fuggito sulla fascia sinistra.
Buono destro adesso in avanti, ruba il pallone, lo serve in zona centrale, arriva il tiro da distanza ravvicinata e arriva ancora il gol di Di Meo che mette a segno la doppietta personale e arriva il 5-3 dello Zio Mauro. Disimpegno sbagliato quello del De Angelis che ha permesso alla squadra avversaria di siglare il gol del 5-3. Può ripartire adesso lo Zio Mauro che adesso ci crede. Apertura sulla fascia destra, carica il tiro che arriva adesso. Lucci bene, Pischeda il controllo e il passaggio lungo in profondità. Non è eccezionale il controllo, buona però la finta. Arriva adesso il tiro e il gol sul primo palo a Turi, una grande azione personale. Mette a segno il gol del 6-3. Gara ricca di emozioni qui al campo Longarina. Adesso ancora la conclusione di Meo. E De Angelis a manovrare il pallone. Il pallone manovrato sulla fascia destra, Pulcini scaricato in zona centrale, carica il sinistro destro, manovra ancora palla allo Zio Mauro, adesso il cross dalla parte opposta, manca però il controllo adesso un giocatore dello Zio Mauro, la sfera schizza sul fondo, di rimessa laterale, De Angelis, Ruzier. De Angelis alza la destra in cerca di un compagno, pallone giocato a corto, ancora da Ruzier, sono di sé 3 uomini, deve rinviare lungo il pallone, lo fa ora, bene, direzione di Pischedda, la ripartenza del De Angelis, interrotta però, ma è ancora il De Angelis che si porta in avanti, c'è un fallo, dice adesso il direttore di gara su Pulcini, lo soffrisce quindi in un calcio di punizione lo Zio Mauro. E adesso arriva un calcio di punizione in zona interessante per lo Zio Mauro. Di Meo sul pallone, il destro potente, Lucci con i piedi, si salva. Pischedda ancora il tiro. Di Meo però rimane lì, il dribbling su un uomo. Finisce a terra il numero 4, può ripartire per adesso il De Angelis, il direttore gara dice che non c'è nulla. Si distende adesso bene il De Angelis. La percussione, la palla che schizza dalla parte opposta del campo dove c'è Paradiso. Che fa solo la sfera. E la mette adesso in rimessa laterale. Pallone adesso giocato in favore del Zio Mauro. Paradiso con i piedi, la gioca per destro, può salire palla al piede, si arresta, adesso la sterzata verso il centro, ancora destro a portare il pallone, lo scarica lo Zio Mauro che preme in avanti,
De Angelis ora deve disimpegnarsi, lo fa bene. Bene, ancora De Angelis sulla fascia sinistra. La rimessa lunga con le mani. Pallone che arriva lungo. Preme ancora lo zio Mauro. Tanti gli eroi da una parte e dall'altra. Può per adesso ripartire il De Angelis. Il tiro tentato sul secondo palo, sul palo più lontano. Non impensierisce però Paradiso. Destro. E ancora zio Mauro in possesso del pallone. La sfera che gira da una parte e dall'altra. La percussione dello zio Mauro. Buono lo scambio nello stretto. Il pallone che schizza. Lucci lo fa suo dopo una triangolazione buona tra Ottaviani e Di Meo. Lucci con il sinistro lungo a cercare un compagno. Azione confusa in questo momento della gara. Tanti palloni persi, tanti capovolgimenti di fronte. Perché adesso il tiro cross, lo zio Mauro che sigla il gol del 6-4 in maniera fortunosa. Il pallone carambola, probabilmente una direzione al centro dell'area, e arriva il 6-4. Decimo gol di questa partita, arrivato adesso. Nuovamente solo 2 gol che separano il De Angelis e lo zio Mauro. Primo angolo di questo secondo tempo, lo zio Mauro battuto adesso in mezzo. Il pallone che esce, Pischedda in pressing. Ancora zio Mauro, destro, incespica sul pallone, può ripartire adesso il De Angelis. Il pallone buono in profondità. Papaleo, il tiro cross sul secondo palo. Manca l'appuntamento col gol. Il De Angelis che non è riuscito a concludere questa bella azione di ripartenza. Rimessa lunga con le mani, battone in mezzo. Arriva ora il tiro dalla distanza di Atturi. Rimessa al fondo, subito battuta corta allo zio Mauro. Ancora Paradiso, rinvio lungo con i piedi. Aversano bene però con il fisico. Ancora Aversano, fa fuori un uomo. Poi scarica il pallone sulla fascia sinistra. La discesa, il cross in mezzo. Il passaggio e poi il tiro di Papaleo. Non c'entra allo specchio della porta. Zio Mauro, rinvio lungo. Di Meo. Aversano fa buona guardia però. Può scaricare indietro. Lungo senza guardare il De Angelis. La palla riconquistata quindi allo zio Mauro. Destro. Carica con il sinistro. Poi il pallone che arriva nel mezzo. Destro. La manovra avvolgente adesso dello zio Mauro. Il pallone spadellato in mezzo. L'uscita di Lucci. Il direttore indica probabilmente la punizione dal limite dell'area. Intervento falloso di Lucci.
Anzi no, nessuna punizione. Il direttore di gara dice che non c'è stato il contatto, se c'è stato è stato ai danni del portiere del De Angelis. Tentativo di aggancio adesso, subito dall'altro lato del campo. Dai, Paradiso a fare sulla sfera. Affidarla a destro che si effettua un disimpegno. E subito dall'altra fascia lo zio Mauro che tenta l'affondo. Tenta di tenere in gioco adesso la palla in gioco, scusa, del De Angelis. Buona adesso la giocata dello zio Mauro. L'apertura sulla fascia sinistra per Di Meo che non può tenere in gioco la sfera. La rimessa è però in favore dello zio Mauro, prosegue quindi l'azione. La sfera che rimane là al limite, arriva il tiro al volo di prima intenzione di Pulcini, che accorcia ulteriormente il risultato. 6-4 adesso. Ottima la girata di destro di Pulcini all'interno dell'area di rigore. Ma poi riparte sempre a tre quarti, abbiano sempre loro. Dai, fammi la palla. Ancora. Solo un gol di differenza adesso separa il De Angelis e lo zio Mauro. Sembrava in totale controllo del match il De Angelis, che conduceva per 3 reti in avanti. Tante le occasioni da una parte e dall'altra anche in questo secondo tempo. De Angelis adesso l'ha rimessa. Ruzier con la testa. Esce bene De Angelis, Pischedda. Siamo già all'altra parte del campo dove c'è Atturi. Atturi la scucchiaiata in direzione di Pischedda che non riesce a tenere il pallone in campo però. Destro, l'apertura sulla fascia destra, adesso arriva il tiro sporco dalle braccia di Lucci che incoraggia i suoi. Papaleo fa su la sfera lo zio Mauro. Il rilancio lungo in direzione di Meo, fatto sulla sfera però Lucci, rilancia subito in direzione di Papaleo che verticalizza bene in direzione di Atturi che con il tacco ha tentato di tenere la palla in campo. In contrasto è Pulcini a finire a terra a seguito di no, io pensavo che facendo così col tacco l'ha preso no, ha fatto così, lui si è messo in orbita pensando che l'aveva calciato normalissimo. Pensavo che facendo così col tacco senza farsi grave si prendeva una rimessa laterale in favore del De Angelis, battuta Papaleo, tentativo di rimettere la sfera al centro, rostare la tesa, guadagnano un calcio d'angolo. Stesso Papaleo a mettere il pallone in mezzo che schizza, deve uscire Paradiso parzialmente con i piedi. Allora Fittipaldi, scusate. Zio Mauro che si può distendere ora.
Di Meo. Azione si sviluppa sulla fascia destra. Deve ricominciare dalle retrovie, lo zio Mauro non trova spazi. Destro, carica il sinistro. Botta dalla distanza, che non inquadra però la porta difesa da Lucci. Atturi lascia scorrere il pallone, si rifila dalla fascia destra, adesso arriva il tiro. Bene, in 2 tempi, Paradiso. Schizza adesso la sfera e lo zio Mauro si mantiene in avanti e arriva alla punizione in favore del De Angelis. Cinque minuti circa. Adesso il rinvio lungo in direzione. Non c'è fallo, dice il direttore di gara. Mantiene il possesso del De Angelis. C'è però un fallo in attacco di Pischeda, dice ora il direttore di gara. C'è adesso destro Ottaviani, l'apertura sulla fascia destra, il tiro cross respinto. Pulcini dall'angolo, il tiro sul primo palo, un gran destro di Bibi che fulmina il portiere avversario. Calcio d'angolo battuto corto, il numero 10 con un gran tiro porta in parità il risultato. 6-6 ora. Lucci, il rinvio lungo. Era da qualche minuto che il De Angelis soffriva un momento di affanno all'iniziativa dello zio Mauro. Adesso la gioia dello zio Mauro che crede al gol vittoria da un disimpegno. Arriva infatti adesso il gol della tripletta personale di Di Meo, che approfitta di un pasticcio difensivo per depositare il pallone alle spalle di Lucci, scusate. 7-6 il risultato, incredibile a Longarina. Pischeda. Arriva il tiro dalla lunga distanza, seguito con un palo, Paradisi che manda la sfera in calcio d'angolo. Battuto adesso il calcio d'angolo del De Angelis. Lo stesso capitano De Angelis che fa solo la sfera. Allora Versano la gira sulla fascia sinistra. La palla ancora viva. Il pallone adesso in verticale. Bibi, il tiro di prima intenzione sul primo palo. Non riesce però ad impensierire Lucci. Ruzer, Papaleo attende davanti a sé un varco, tenta di servire il compagno sulla fascia destra, malinteso però. Destro, dietro il pallone, incredibilmente in vantaggio adesso lo zio Mauro quando manca pochissimo al termine della partita. Buona adesso l'azione del De Angelis che si distende,
dalla fascia sinistra il pallone per Ruzier, si gira, Papaleo allarga sulla fascia destra, Pischedda al tentativo di cross di prima che non riesce, Pischedda mette giù un pallone difficile, riesce a tenerlo vivo, lo può ripartire però adesso lo zio Mauro, anzi no, perché fa buona guardia la difesa del De Angelis. Apertura sulla fascia destra, Pischedda carica il destro, il cross sul secondo palo, arriva il colpo di testa, tiene vivo il pallone, ancora De Angelis, il tiro dalla distanza, respinto, azione confusa. Bene, può giocare? E l'uomo fa. Bravo. Zio Mauro si porta ancora in avanti, Bibi ha tutta la sfera davanti a sé, il tiro fuori di un nulla. C'è Papaleo sulla fascia destra, il pallone in mezzo, buono il movimento, ancora il De Angelis che ci crede, si porta in avanti, probabilmente ultimo angolo della partita. Papaleo, il cross in mezzo, il pallone rimane lì, c'è un fallo, dice il direttore di gara, punizione dal limite a pochi secondi dal termine per il De Angelis. Va Turi sull'ultima punizione del match, il tiro respinto da una folta barriera. De Angelis, pallone per Aversano, alza la testa Aversano, il pallone lungo, rinvio lungo con i piedi, il pallone rimane lì però, c'è Di Meo su di sé un uomo, zio Mauro che torna indietro, Zorzi, destro, azione insistita dello zio Mauro. De Angelis che conquista il pallone, arriva la rimessa lunga proprio sulla telecamera, buona la giocata di Di Meo che non riesce a calciare, in caduta. Adesso il tiro dalla distanza, non c'è più tempo però, dice il direttore di gara, che mette fine ad una partita incredibile dove lo zio Mauro vince 7-6 in rimonta. Tantissimi gol e tantissime emozioni nell'ultima giornata di campionato. Vince lo zio Mauro ai danni del De Angelis.